L'immobile che ospitava il centro sociale Il Bocciodromo nel quartiere Ferrovieri questa mattina si presentava così. Apparentemente nulla sembra essere cambiato, nonostante giovedì scorso alla scadenza della concessione fossero state riconsegnate al comune le chiavi dell'edificio completamente sgomberato. Gli attivisti, dopo averlo rioccupato abusivamente questa notte, ora rivendicano lo spazio a simbolo della lotta del quartiere contro la TAV, che prevede l'abbattimento di questo come di altri condomini e abitazioni nella zona. E noi siamo qua e continuiamo a lottare anche perché crediamo che i RICAV, cioè chi costruisce il treno ad alta velocità, debba anche mettere dei fondi e sopperire a esempio le famiglie che verranno sfrattate dalle proprie case. Quindi noi siamo qua, noi occupiamo il bocciodromo, noi stiamo qua fino a quando non ci porteranno via perché appunto crediamo che sia necessario continuare a prendere posizione e a salvare, a prendersi cura di spazi come il bocciodromo. L'occupazione non è stata l'esecuzione di un rapido colpo di mano, ma la conclusione di un corteo verso la mezzanotte composto da un centinaio di persone che da Viale Crispi ha attraversato il cavalca ferrovia Ferretto de Ferretti scandendo slogan e sparando fuochi artificiali. Noi siamo qua e occupiamo questo posto perché crediamo che sia necessario continuare a creare collettività e comunità. Il posto dove difendere la città, dove difendere i boschi, dove difendere quello a cui vogliamo bene, quello che viviamo ogni giorno. Il Bocciodromo ci dà questa possibilità, un posto che ha un ultimo grande servizio da offrire alla comunità. Andiamo a prendercelo insieme, tutte e tutti. Quest'area, da oggi ufficialmente di proprietà di IRICAV 2, è destinata ai cantieri della TAV. Questa occupazione rappresenta un ostacolo posto da una minoranza verso un'opera di pubblica utilità. Sì, noi potremmo essere una minoranza, ma un anno fa occupavamo il Bosco Lane Rossi e il Bosco di Caalte, un anno fa dovevano abbattere il bocciodromo e noi siamo ancora qua. Noi a quelle persone dall'alto noi rispondiamo che noi difendiamo i territori, noi difendiamo le persone, noi vogliamo vivere una vita degna, quindi noi continueremo a fare quello che facciamo fino a quando le cose non cambieranno.